Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, inserimento lavorativo, l'esempio della cooperativa sociale futura. Abecedario cooperativo, i beni comuni. Cooperazione sociale, 30 anni fa la legge fondativa. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Ci troviamo nella sede della cooperativa sociale Futura a San Vito al Tagliamento. La nostra cooperativa sociale ha due sedi, una dedicata alle attività di inserimento lavorativo e una dedicata alle attività di servizi alla persona. La nostra cooperativa sociale è attiva dal 1989 e conta ad oggi 74 soci. Questi soci sono sia soci volontari che soci lavoratori e, come personale, vengono impiegate persone con disabilità o svantaggio sociale proprio per inserirle all'interno di percorsi lavorativi e percorsi di autonomia sociale e personale. Le nostre attività sono suddivise principalmente in queste due sedi perché sono due sedi con caratteristiche differenti. Una proprio è confortevole e dedicata a quelli che sono i percorsi di autonomia, quindi attraverso attività di musicoterapia, attività laboratoriali, attività artistiche, mentre l'altra sede, che è improntata sull'inserimento lavorativo, è strutturata come qualsiasi impresa che si occupa proprio di confezionamenti e assemblaggi meccanici ed elettromeccanici. In particolare noi ci troviamo nella Factory, che è la sede dedicata proprio all'inserimento lavorativo, in cui la struttura è organizzata per favorire proprio l'attività di persone che hanno disabilità fisica o disabilità mentale. Come è strutturata la sede? La sede prevede proprio un reparto produttivo dove vengono inserite le persone in diverse tipologie di lavorazioni. Lavorazioni che possono partire dal confezionamento di piccoli kit o di piccoli assemblaggi che poi vengono utilizzati nel mondo dell'arredamento, nel mondo meccanico, nel mondo delle macchine agricole, però anche componenti molto più importanti e particolari che vengono assiemati su disegno. Come funzionano i lavori? Noi lavoriamo conto terzi, quindi principalmente ci sono delle aziende del territorio che ci affidano delle commesse. Questo ci permette anche di attivare delle collaborazioni tripartite, il cosiddetto ex articolo 14, che ci permettono di far sì che l'azienda possa assolvere all'obbligo di copertura di personale svantaggiato affidando alla cooperativa delle commesse che servono a far sì che la cooperativa possa assumere una persona con svantaggio sociale e che possa quindi dare la possibilità a questa persona di lavorare all'interno della cooperativa, favorendo poi quello che è la produzione di articoli e di particolari che vengono utilizzati poi all'interno dell'azienda. In questo modo viene stabilito un accordo tripartito tra Regione Friuli Venezia Giulia, cooperativa sociale e impresa per far sì che venga creato un circolo virtuoso che permetta all'azienda di produrre dei pezzi, di assolvere i propri obblighi, però facendolo attraverso una struttura che è nata ed è stata creata proprio per gestire anche determinate disabilità. L'8 novembre 1991 la legge 381 dava riconoscimento al fenomeno della cooperazione sociale che datava già oltre un decennio. La prima esperienza di quel tipo nasceva infatti proprio in Friuli Venezia Giulia, a Trieste, per ispirazione di Franco Basaglia. Era il 16 dicembre 1972.
Oggi le cooperative sociali regionali aderenti alle 3 centrali dell'Alleanza delle Cooperative Italiane sono 202, tra queste 161 aderenti a Confcooperative Federsolidarietà, una crescita fondamentale. 15 anni fa, nel 2006, le cooperative sociali di questa associazione erano soltanto 117. Gli addetti sono passati da 4.600 a 7.600, più 66%, e i ricavi sono cresciuti di pari passo. Nel 2006 106 milioni di euro, nel 2019 sono stati 258 milioni di euro, con 159 milioni di euro di salari riversati sul territorio in figure professionali adeguate, favorendo la progressiva crescita delle qualifiche a tutto vantaggio dei cittadini. Primo album completo per l'edizione Esibirsi, nata dalla cooperativa Esibirsi di Morsano al Tagliamento e aderente a Confcooperative. Una cooperativa che ai suoi oltre 4.200 soci garantisce un rapido servizio nella gestione delle pratiche burocratiche legate alle esibizioni artistiche ed è nel settore una delle più grandi d'Italia. L'album è Breviario di teologia dadaista del cantautore Porfirio Rubirosa, socio della cooperativa e che per questo suo lavoro ha fatto una scelta in controtendenza, visto che è stato editato in forma completa solamente in edizione fisica con 500 copie in CD, edizione da parte di Esibirsi insieme a Isola Tobia Label. Invece per il lancio dei singoli estratti dall'album ci si affida alle piattaforme digitali ed è qui che dall'11 novembre è stato pubblicato un nuovo estratto a tua immagine e somiglianza, realizzato da Rubirosa in collaborazione con il rapper Herman Megrano, che è anche coautore del brano. Come funziona l'articolo 14? Un'azienda che ha bisogno di una copertura, e parlo di aziende che hanno un numero superiore a 50 dipendenti, ha l'obbligo di avere un 7% dei propri dipendenti con disabilità o svantaggio. Di questo 7%, di questa quota, il 40% può essere assolta attraverso le convenzioni in articolo 14. L'azienda sceglie una commessa, poi si mette in contatto con la cooperativa sociale per valutare se la commessa è realizzabile e la cooperativa sociale, assieme alla regione e al centro di collocamento mirato, va a individuare la persona con disabilità iscritta nelle liste che può poi andare ad assolvere a questa commessa. Viene avviato un percorso che non prevede unicamente l'aspetto lavorativo, prevede la formazione in termini di sicurezza, in termini proprio di attività, con l'obiettivo che nei 2 anni obbligatori di convenzione la persona possa diventare autonoma e poi potenzialmente anche essere inserita all'interno dell'azienda stessa. Come attività, nel caso di Futura, l'articolo 14 funziona molto con il reparto di assemblaggio, perché sono attività manuali di varia natura, per cui è possibile riuscire ad avviare percorsi di inclusione lavorativa. La persona lavora all'interno della nostra cooperativa sociale, come qualsiasi dipendente, perché viene proprio assunto dalla cooperativa, svolge tutte le attività seguendo quello che è il piano proprio produttivo della cooperativa, seguito chiaramente da personale che è stato formato per gestire anche determinate condizioni e criticità legate alla sua disabilità. C'è a tutti gli effetti un responsabile di produzione, un responsabile di commessa e la persona viene messa nelle migliori condizioni per poter cercare comunque di lavorare in autonomia, gestendo la commessa, gestendo tutte quelle che sono anche le attività collaterali legate all'attività di assemblaggio. Al momento abbiamo in attivo 3 collaborazioni in articolo 14 legate all'assemblaggio e questi aspetti sono molto importanti perché ci permettono di creare con le aziende e con il territorio un forte legame. Un legame che va oltre il semplice lavoro di assemblaggio, ma proprio è un sostegno reciproco perché l'inserimento lavorativo e l'occupazione di personale svantaggiato può funzionare solo se c'è il sostegno di tutto il territorio. Salve a tutti, è necessario in questa fase vincere la rabbia, la frustrazione, la tendenza all'isolamento per crearci una nuova resilienza. Qual è il ruolo della cooperazione proprio in questa fase? Ne parliamo con il sociologo Claudio Melchior dell'Università di Udine.
Professor Melchior, la pandemia ci ha fatto scoprire molti segni di solidarietà, ma anche di egoismo e isolamento. Quali di questi comportamenti secondo lei uscirà vincente nel breve o lungo periodo, quindi essendo magari pessimisti o ottimisti? Beh, il futuro non si può conoscere, per cui lo vedremo. Diciamo che di solito in queste situazioni, quando c'è una situazione di crisi, a volte nei momenti iniziali prevalgono gli atteggiamenti aggressivi e competitivi. A medio termine tendenzialmente questo per fortuna di solito non avviene. Dipende anche da come vogliamo cercare di reagire a questa situazione, ovvero se noi vogliamo cercare di ridurre i danni sociali e i costi sociali che in generale questa situazione sicuramente ha creato, l'unica possibilità sono gli atteggiamenti cooperativi. Perché gli atteggiamenti individualistici, gli atteggiamenti, come dire, solipsistici, mi occupo solo di me stesso, mi isolo nel mio castello, ammesso che ce l'abbia, è un qualche cosa che non porta a granché da un punto di vista evolutivo. E io lo dico non per una scelta politica, non perché sto parlando, come dire, di essere da una parte o dall'altra, ma si chiama proprio evoluzione naturale, selezione naturale. Le specie cooperative che cooperano tra loro, che sono in qualche modo solidali, che fanno gruppo, alla fine sopravvivono nella selezione naturale. Le specie aggressive possono avere un breve successo in una fase, ma poi sono destinate a perire. Quindi io mi auguro che perlomeno a medio termine prevalgano le spinte cooperative. Queste settimane per battere il virus abbiamo ripreso a fare comunità e a rispettare le regole. Può rappresentare questo un nuovo spazio ideale per dare proprio valore alla cooperazione? Il fatto di fare comunità laddove è stato possibile sicuramente sì. Sull'aspetto delle regole è più difficile dal mio punto di vista rispondere. Socrate si uccise anche se riteneva che la sentenza che l'aveva condannato a morte fosse sbagliata. Era un modo per affermare l'importanza delle leggi della polis ateniese. Però io, come dire, a 2500 anni di distanza mi domando se quella era la soluzione migliore per risolvere il problema. Uscendo dallo scherzo, sì, credo che gli atteggiamenti di comunità, come dicevo poi nella domanda precedente, siano quelli che ci possono portare a uscire il meno male possibile, perché non si può dire bene da questa situazione, a uscire il meno male possibile. Questo vale sia nel rapporto tra persone, quindi come noi ci gestiamo rispetto agli altri nel nostro contesto, e vale, se vogliamo, ancora di più a livello politico, per esempio a livello di nazioni. Riflettiamo all'Europa e alla sua coesione. Ecco, quella, se ci fosse, sicuramente aiuterebbe tutti a uscirne meglio. Se non ci sarà, questo creerà dei danni molto più forti. Nel periodo, diciamo, di chiusura, molti di noi, e forse anche dopo, hanno vissuto sentimenti di rabbia, chiusura, isolamento, frustrazione. Ecco, però probabilmente c'è bisogno di una nuova resilienza per passare alle nuove fasi. Quali anticorpi, da un sociologo, dobbiamo coltivare per uscirne meno male, come dice lei? Proprio la capacità di essere resilienti. Resilienza è una parola un po' strana, no? Che viene dalla psicologia, però significa la capacità di riorganizzarsi dopo un lutto e dopo un trauma. Quindi credo che questo è un'altra delle chiavi. Abbiamo detto più volte che è importante l'atteggiamento solidale, che è importante l'atteggiamento di comunità e dobbiamo recuperarlo e tenercelo stretto, perché è quello che ci permetterà di uscire meglio da questa situazione. Però è anche importante avere la consapevolezza del fatto che serve in qualche modo riorganizzarsi. Se l'ambiente cambia, per continuare a essere adeguati all'ambiente, ne parlo sempre in termini di evoluzione naturale, bisogna cambiare. E quindi cerchiamo di elaborare il lutto, cerchiamo di elaborare la difficoltà che c'è a trovarsi di fronte a una situazione differente. Sicuramente il futuro avrà delle difficoltà forti da affrontare. Bene, cerchiamo di esserne consapevoli e partiamo da qui, cioè non andiamo a rimuovere il problema, affrontiamolo. Il mondo è cambiato, almeno in una certa parte è cambiato, cerchiamo di prenderne atto e di riorganizzare noi stessi per cercare di far fronte. Vi dico una cosa finale molto semplice. Noi abbiamo qui in Regione un tessuto di piccole e medie imprese molto vasto. Per una piccola impresa
come dire, reggere a questa situazione non è facile perché probabilmente non ha accumulato molto, però le piccole imprese hanno la capacità di poter cambiare in una maniera molto veloce e chi di loro riuscirà a cogliere l'attimo di questa situazione e riorganizzarsi, andare in un'altra direzione, beh, per assurdo potrebbe uscirne più ricca e produttiva di quanto fosse prima della crisi. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La nostra cooperativa Ecotema nasce nel 1988 e all'inizio ci occupavamo di fare monitoraggio della qualità dell'aria utilizzando i licheni e poi abbiamo cominciato a fare tantissime cose, fra cui gestione di centri visite, pubblicazioni e tanto altro ancora. Diciamo che la cosa principale, il nostro cuore della nostra cooperativa è fare divulgazione naturalistica. Quindi abbiamo fatto tantissime cose, facciamo tantissime cose. Io qui vi ho preparato un po' un riassunto di tutte le cose che facciamo. Allora, noi facciamo attività nei musei scientifici di Trieste, quindi attività per le scuole, attività per i bambini, attività per le famiglie, attività per gli adulti, di tantissimi temi diversi, tutto quello che potrebbe, diciamo, poter essere fatto all'interno dei musei. Quindi il museo di storia naturale, l'orto botanico, l'acquario, il museo del mare e anche lo speleovivarium dall'altro anno. Tutte queste attività e tanto altro ancora lo portiamo anche nelle scuole, quindi noi portiamo queste attività all'interno delle scuole, portiamo tanto altro, facciamo sia attività in classe ma anche se la scuola ce l'ha un giardino, in giardino, e poi purtroppo negli ultimi anni abbiamo dovuto farlo anche con la didattica a distanza, ma abbiamo fatto anche questo. Inoltre, siccome appunto siamo tutti quanti biologi naturalisti, ci occupiamo di fare escursioni naturalistiche in varie parti della provincia di Trieste e anche della provincia di Gorizia. Facciamo camminate, passeggiate a tema, quindi sia mostriamo le bellezze naturali che, non so, scegliamo un tema. Potrebbero essere le piante, potrebbero essere gli insetti, dipende. Anche qui per tutti i gusti, quindi dai bambini agli adulti. E l'altro anno purtroppo siamo stati tutti quanti chiusi in casa, quindi le attività in presenza non abbiamo potuto farle. E quindi abbiamo cominciato a fare dei corsi online dedicati ad aspetti naturalistici ed è stato molto bello perché abbiamo avuto un gran riscontro. Perché d'altra parte le attività in presenza le facciamo con le persone della regione, perché chiaramente un'escursione partecipano le persone della regione o un'attività didattica partecipano le scuole della regione. Invece con i corsi online abbiamo potuto avere partecipanti da tutte le parti d'Italia e anche da fuori Italia. È stato veramente molto bello, ecco. I beni comuni sono beni che sono a vantaggio di tutta la collettività. Sono l'aria, l'acqua, la terra, l'educazione, il diritto di parola, il tempo. Molti studi sulla felicità ci raccontano come i beni che ci portano benessere e felicità sono beni pubblici e beni comuni, come per esempio il lavoro, la sicurezza, la vita familiare, l'amicizia, il nostro impegno nelle associazioni di volontariato. I beni comuni sono beni che possiamo utilizzare sia in maniera collettiva sia in maniera individuale, ma soprattutto sono beni che di una comunità, la comunità li crea, li produce, ma soprattutto li difende. Mi pare bello concludere questa riflessione sui beni comuni con il primo verso del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Laudato sia il Signore
per Sora nostra madre terra. Vi invito a leggere questo cantico, magari nella versione originaria. Io volevo farvi alcuni esempi delle attività che noi facciamo con la nostra cooperativa Ecotema per far capire un po' qual è il nostro lavoro e qual è il nostro modo di lavorare, diciamo. Noi ad esempio abbiamo adesso un progetto con delle scuole partner in cui realizzeremo dei piccoli orti botanici all'interno dei giardini delle scuole, mettendo anche delle targhette, proprio come un orto botanico, coinvolgendo anche gli studenti in questa attività. Far capire che noi facciamo didattica ma non solamente frontale, quindi noi parliamo e i ragazzi ascoltano, ma in modo di coinvolgere i ragazzi nelle attività scientifiche per fargli capire anche l'importanza della natura e della loro conservazione. Poi noi collaboriamo con i musei scientifici di Trieste e anche con l'area marina protetta di Miramare e facciamo tutta una serie di laboratori. Uno che mi viene in mente è il laboratorio sui fossili, in cui noi sia in museo ma anche all'aperto, anche a scuola, usiamo delle formine per far ricostruire alcuni fossili, quindi facendo dei laboratori o delle attività operative, spiegando come si formano i fossili, come si studiano e così via, per fare un po' ai ragazzi l'esperienza di essere scienziato per un giorno, no? Quindi lavorare come lavorano i paleontologi. Oppure altre attività a tema naturalistico, parlando per esempio dell'importanza degli insetti o attività dedicate ai minerali e alla geologia, tutte attività in cui ci sono dei laboratori e delle attività pratiche. Poi riguardo ai corsi online e alle escursioni di cui parlava Gaia prima, posso fare l'esempio di un corso che ci ha resi molto felici, il corso sulle piante spontanee mangerecce. Abbiamo fatto nel periodo primaverile della zona rossa un corso online parlando delle principali piante spontanee alimentari, quindi non quelle dell'orto ma quelle che crescono spontanee nei nostri boschi, e poi quando abbiamo potuto uscire abbiamo fatto delle escursioni sul campo per raccogliere queste piante, ovviamente facendolo in modo sostenibile, quindi rispettando le regole di raccolta, per far capire che va bene utilizzare la natura, però farlo in modo sostenibile senza defogliare tutto quello che c'è, però per riscoprire i gusti antichi che i nostri nonni conoscevano e che noi oggi non conosciamo più. Se vi interessa di più comunque riguardo alle nostre attività, abbiamo sia un sito che è ecotema.org, ma anche una pagina Facebook in cui potete trovare informazioni sulle attività che facciamo sia nei musei, sia con il WWF, sia in natura, sia come corsi online, e se vi interessa potete trovare tutta una serie di informazioni o anche scriverci se vi interessa qualcosa in particolare.